Sono arrivati uno dopo l'altro i 3 candidati alle primarie del centro-sinistra veneziano per la prima sfida televisiva. Un confronto all'americana fra Nicola Pellicani, Felice Cassone e Jacopo Molina. Una ventina le domande poste dal direttore Domenico Basso, in piedi davanti ad un leggio stesso tempo per la risposta. Poco prima dell'inizio della trasmissione sorrisi davanti alla loro foto, poi la domanda è rivolta ad ognuno. Qual è il loro slogan? Cambiamo insieme. Cambiamo insieme perché per cambiare la città, per avviare un nuovo progetto di cambiamento, bisogna che tutta la città sia partecipe di questo grande progetto. Ripartire da zero per Venezia e pensare al futuro nell'interesse di tutti. A testa alta, lo slogan della campagna elettorale, perché ritengo che dopo quello che è successo a Venezia il 4 di giugno ci debba essere un approccio completamente diverso alla politica veneziana. L'attesa, che è durata una manciata di minuti fuori dallo studio prima dell'inizio della sfida, è stato anche il momento per i 3 candidati alle primarie per rispondere ad un'altra domanda, la prima e più importante cosa da fare per Venezia. Intanto ricucire quel senso di comunità che sembra essersi smarrito in città dopo lo scandalo del Mose, ma anche prima, cioè riavvicinare la politica alle persone. Cambiare la vecchia classe politica e avere idee nuove e innovative. Ci sono grandi possibilità sia per Venezia che per Mestre e per tutta la terraferma, bisogna crederci e dare le indicazioni ai cittadini. In questo momento molti cittadini chiedono la sicurezza e il prossimo sindaco deve garantire questo ai propri concittadini, facendolo tramite le polizie, quindi portando gli agenti di polizia locale al di fuori degli uffici e costituendo dei presidi interforze. A poche settimane dalle elezioni, i candidati alle primarie chiusi, confronti e dibattiti aspetteranno il verdetto più importante, quello dei cittadini.